che intanto era una donna eccezionale, aveva una grandissima sensibilità umana, sempre calma, raccontava le storie dei poveri di laggiù, si immedesimava e quei soldi che noi le davamo cercava di aiutarli. E magari c'erano persone malate, con tanti figli, persone che faceva studiare e lei li aiutava. E poi che era una donna di preghiera, stava volentieri in chiesa. L'ultima volta che lei l'ha vista? Sarà dunque l'anno scorso, in mese di ottobre, novembre, passa poco, era qui. Sì. Lei da quasi 50 anni era nel villaggio di Scipene in Mozambico. No, ho cambiato tanti posti. Cambiato. L'ultimo era già stata lì, adesso era ritornata. Il suo scopo era quello di aiutare i bisognosi. Sì, andava a aiutare i poveri, poi alla domenica andava nelle comunità, incontrava la gente. Adesso c'erano anche dei padri, ma prima nella parrocchia di prima erano senza preti addirittura e quindi loro dovevano arrangiarsi a fare tutto. Il prete veniva, era una rarità. E poi, non so, qui aveva anche questo convito delle ragazze. Però per esempio aveva raccontato delle iniziative che ci sono lì, ma sempre sì, per aiutare questa gente. Bene. Sì, lei quando ha saputo di questa attentata? Stamattina mi hanno telefonato, ma la cognata ancora ieri sera, pensava alla trova, le dice che ieri sera le ha telefonato la suora per dirle che erano molto preoccupati. E hanno mandato a casa le ragazze del convitto per paura, appunto. Va bene, grazie parroco.